11° turno del campionato di eccellenza per il girone occidentale siciliano allo stadio Anselmo di Belmonte. In campo Oratorio, San Ciro e Giorgio contro Canicattì, padroni di casa, penultima forza del girone a quota 2 punti, reduce dalla sconfitta per 2-1 al Valentino Mazzola di San Cataldo. Sono state 4 le affermazioni consecutive fin qui per i ragazzi di mister Pippo Romano. Nell'ultima uscita al Saraceno di Ravanusa è stato 2-0 sul Castellammare, firmato da Iezzi e Maggio. 4-3-3 per i biancorossi, qualche cambio sullo scacchiere tattico di mister Romano, che si presenta con Valenti a difesa dei pali, consolidata la linea difensiva a 4 con Cammareri, Di Mercurio, Maggio e Tedesco. In mediana spazio a Malluzzo e Marinali, ai lati di Vittorio Caronia, tridente offensivo composto da Angelo Caronia, Giuseppe Iezzi e Giovanni Taormina. Direzione di gara affidata al signor Nicolò, melodia della sezione di Trapani, i suoi assistenti Salvatore Girolamo Cucci e Antonio Barone. Siamo passati al film di questa sfida grazie alle immagini a cura di Gianluca Millunzi. Si apre col tentativo di Maggio, la sua incornata però sorvola la trasversale e reagisce il Marineo al 12° con questo tentativo in diagonale di ribaudo che non riesce a impensierire però Valenti. Al 14° corner dalla destra, al quale ne scaturisce una mischia in area, prova a risolverla Taormina con questo mancino in volée prima che il direttore di gara fermi tutto per gioco pericoloso. Al quarto d'ora piove copiosamente nonostante qualche raggio tiepido di sole, con ribaudo che scalda i guantoni di Valenti. 22° filtranti di Taormina per Iezzi che salta un avversario, penetra in area, va giù a seguito di un contatto. Non c'è nulla per il direttore di gara, melodia tutto regolare, ammonito anche Iezzi per simulazione. Al minuto 25 però continuano a offendere i racinari, corner dalla destra, infatti un intervento scomposto da parte di un giocatore della formazione del Marineo. Per l'esattezza si tratta di Giuseppe Caronna, indica la massima punizione il direttore di gara nonostante il braccio sia molto vicino al corpo. Ha ora l'occasione allora Angelo Caronia di sbloccare il risultato. Va Caronia! E porta in vantaggio i racinari. La rete di Angelo Caronia al 26° premia la formazione di mister Pippo Romano. Dall'altro lato però reagisce il Marineo al minuto 36, corner infatti dalla destra, tentativo in volée da parte di Falsone, percorre un brivido lungo la schiena di Valenti, si spegne così la prima frazione di gioco. Squadre alla pausa sul parziale di 0-1, decide sin qui la rete di Angelo Caronia. Quando possiamo passare con le nostre immagini al film della ripresa, sfrutta in ampiezza il campo la compagine di Pippo Romano con Tedesco, la cui percussione però si conclude con un tentativo mancino centrale, facile preda di Randazzo. Al 61° primo cambio per gli ospiti, infatti dentro Fernandez che si fa notare subito con questo pallone filtrante servito di Daribaudo, cade in area di rigore a seguito di un contrasto con Maggio. Non c'è nulla per il direttore di gara, ha avuto però una ghiotta occasione la formazione del Marineo. Con un pizzico di furbizia qui Maggio riesce a sbilanciare l'avversario quanto basta. Il fondo di gioco sabbioso non facilita il bel gioco, ci provano allora per lo più da piazzato ora i locali con il cross di Falsone che prova a innescare Bonanno, la cui torsione di testa termina di un paio di metri larga alla sinistra della porta difesa da Valenti. Minuto 78, staffetta in attacco per i racinari con Taormina che lascia spazio a Gargiulo. 2 minuti più tardi mister Romano fa tirare il fiato anche ad Angelo Caronia, spazio allora a Federico. Al minuto 81 però strappo di Iezzi sull'auto mancino che salta un avversario, entra in area di rigore, il tocco di suola, ne salta un altro, palla su Randazzo, resta lì la sfera. Il gol, il secondo consecutivo di Giuseppe Iezzi, premiata la caparbietà del numero 9 e giovane attaccante di mister Romano che ha fatto tutto da solo, l'ha fatto benissimo seminando il panico sul binario mancino e facendo Marineo 0 Canicattì 2. Partita ora blindata per i racinari col Marineo che però ancora ci prova in avanti. Il tentativo di ribaudo, che parata di Valenti che vola con la punta dei guantoni a levare questo pallone, probabilmente che stava terminando sotto il 7. Continua a offendere però la formazione locale, ancora con un tentativo questa volta di Fernandez che trova ancora uno strepitoso Valenti sulla propria strada. La caparbietà dei locali verrà premiata però al minuto 89, cross dalla destra, infatti sopraggiunge dalle retrovie Montalbano appostato sul secondo palo che riaccende un lumicino di speranza per il Marineo. Pregevole anche l'assist di Dacco sul primo palo. Nei minuti finali però ci pensa Iezzi a tenere il pallone lontano dalla propria area di rigore servendo Gargiulo, il cui diagonale fa solo il solletico a Randazzo. Questa l'ultima emozione della sfida dello Anselmo tra Marineo e Canicattì, termina per 1-2, quinta vittoria consecutiva per i racinari che consolidano così il piazzamento in griglia playoff. Un saluto allora amici appassionati, appuntamento alla prossima.